Mi chiamo Andrea. Da piccolo ero timido e introverso. Uno di quei ragazzi che amano stare da soli, che non disturbano, che conoscono le regole e le rispettano. Credo che nessuno all'epoca avrebbe potuto definirmi disobbediente. È una storia adulta, racconta una storia di vita adulta. Come renderla interessante e fruibile per un pubblico giovane? Questa è stata la sfida più grande per noi, sì. Dai Andrea, dove sei disposto ad arrivare? Che senso? A infrangere le regole? Ad accettare compromessi? Il tema portante è il tema della scelta, il tema che riguarda tutti noi. In un'epoca come la nostra, in cui spesso ci costringono quasi a seguire la massa. Speriamo tutti che lo spettatore possa tornare a casa con tante domande. Cos'è più importante, la mia carriera o la verità? Attraversa l'enigma. Il tema della scelta è un tema che per i giovani d'oggi secondo me è centrale. Io mi auguro che ognuno trovi il suo pezzettino, quello che gli manca e che si portino a casa quello che gli serve. To make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison, exist in the same space.